e le pale di San Martino e il loro meraviglioso anello. Partendo direttamente dal rifugio Rosetta, seguendo il sentiero che guarda verso la Val Cismoni in direzione del Passo di Bale e del rifugio Pradidali. Dal rifugio Pradidali 400 e qualcosa metri di dislivello per risalire, quindi il versante più a sud delle pale stesse, raggiungere il Passo Pradidali Basso. Da quel punto, da un punto strategico dove poter ammirare anche il ghiacciaio della Fradusta, si rientra nuovamente in direzione del rifugio Rosetta, attraversando il bellissimo altipiano delle pale di San Martino, ed è dove ti sto portando ora con questo mio nuovo video. Ed è Col Rosetta, a 2700 metri di altitudine. Mi trovo nel cuore del magnifico gruppo delle pale di San Martino per quest'anello escursionistico che dal rifugio Rosetta scende leggermente in direzione del Passo di Bale per poi raggiungere il rifugio Pradidali. Da lì una bellissima salita in direzione del ghiacciaio della Fradusta e chiudere nuovamente quest'anello all'interno di un mare sicuramente roccioso straordinario e arrivare così nuovamente al rifugio Rosetta. Io arrivo direttamente ai 2700 metri a monte della funivia del Rosetta, da dove poi nel giro di 10 minuti si raggiunge direttamente il rifugio omonimo, il rifugio Rosetta, solo che però poi il rifugio lo troverò nel pomeriggio. Prenderò una deviazione sulla destra che lascia per ora in disparte il rifugio stesso, in direzione come punto di riferimento il Passo di Bale. Lasciato il rifugio Rosetta per giungere al Passo di Bale, quindi di conseguenza anche al rifugio Pradidali, ora questo sentiero è un sentiero che si snoda in continui sali e scendi poco impegnativi, ma che comunque permettono di attraversare questo versante ad ovest del massiccio roccioso delle pale di San Martino. Ed è un ambiente praticamente lunare, sembra di essere all'interno di un pianeta disperso nell'ampio universo, perché tutto ciò che mi sta attorno e che mi abbraccerà, definiamola così, per tutta la giornata, è un immenso territorio, un grandissimo altipiano meraviglioso solo ed esclusivamente di roccia. Non c'è un alberello, neanche pagandolo a peso d'oro.
Questa è una serpentina che sembra non finire mai, si va sempre giù in direzione della Val Cismon che ora tengo alle mie spalle. Ma non preoccupatevi perché il sentiero 702 è quello giusto, quindi se è la prima volta che magari affronterete questo anello, andate sul sicuro. Ed ora il sentiero 702 inizia leggermente ad appiattirsi, se vogliamo così definirlo, e iniziare questo lungo attraversamento leggermente ondulato alla base di alcune delle vette più blasonate dell'intero gruppo, dalla croda di Roda che in questo momento tengo sopra la mia testa e tra un po' anche la Pala di San Martino. Nel frattempo in lontananza la cima di Baal comincia un po' alla volta ad essere illuminata non solo dal sole, ma comincia ad essere anche ben vista lungo questo meraviglioso cammino. E dalla bellissima eleganza di cima di Baal, da qui si riesce anche già ad intravedere il passo omonimo, di fronte a me la Pala di San Martino, quello che chi lo sa quanti tempi fa, quanti secoli fa, milioni di anni fa, era quello che era un ghiacciaio. Infatti questo lungo vallone che sale in direzione della Pala di San Martino sulle mappe escursionistiche lo vedete descritto come l'ex ghiacciaio della Pala, per cui è un qualcosa che ora, a distanza di tanto tempo, si compone ovviamente di un grande vallone roccioso con qualche tratto di neve, ovviamente di stagione, ma che nulla riporta a quello che era il ghiacciaio di un'epoca fa, di epoche fa. Ancora poco più di un'oretta per raggiungere il rifugio Pradidali, solo che però prima dobbiamo transitare per il passo Pradidali, che come vedete dalle tabelle qui presenti dista una cinquantina di minuti da questo punto. Cambio di sentiero dal 702, ora si passa al sentiero 715, dove tra un po' incroceremo quel breve tratto di sentiero attrezzato dove ovviamente l'attrezzatura da ferrata, casco e imbrago, dal mio punto di vista, è un qualcosa d'obbligo.
E quando si arriva in prossimità di tratti attrezzati dove è presente questa tabella di avviso, ci si adegua sempre alla situazione, Mi raccomando, anche se si tratta di un breve tratto che potrebbe sembrare, diciamo così innocuo, ma bisogna sempre rispettare questa tipologia di tabelle, perché sono un indice di informazione molto ma molto importante. Ok? Vamos! E credetemi, si tratta di un breve tratto, ma stando la posizione in cui ci si trova, io credo che rischiare, insomma, non valga assolutamente la pena, E in alcuni tratti, sebbene sia presente il cordino d'acciaio, si possono fare tranquillamente senza doversi agganciare chiodo dopo chiodo, non c'è tanta esposizione, più che altro arrivati a un certo punto sono dei cavetti d'acciaio che servono per aiutarsi a salire, quindi a fare forza sulle braccia e a salire in modo molto più agevole, ma comunque questo non toglie assolutamente il diritto da parte di ognuno di noi di utilizzare i ganci appositi e quindi proseguire fino in forcella in totale sicurezza, forcella fino al passo. E da qui, da questo punto, termina il tratto attrezzato. Ora torniamo a camminare tranquillamente in direzione del passo di Bal ai piedi della sua maestosa vetta. Ed eccomi in circa 2 ore ai 2443 metri del passo di Bal. E con questo versante di cima Pradidali per il momento ricoperto per buona parte da questo nuvolone che sicuramente nel giro di pochi minuti andrà via, proseguo sempre sul sentiero 715, circa 25 minuti di una bellissima e lunga discesa in direzione del rifugio Pradidali. Ed ora, tenendomi alle spalle la meravigliosa parete di Cima Canali, in questo momento un po' coperta da qualche nuvola, speriamo di passaggio,
Inizia la lunga salita sul sentiero 709 che dal rifugio Pradidali sale in direzione del passo Pradidali, quei poco più di 400 metri di dislivello, e dare così inizio da questo punto alla seconda parte di questo anello attorno alle Pale di San Martino. Alcuni tratti abbastanza ripidi e franosi, ma chi ha la peggio in questo caso è chi scende contromano, definiamo così, per cui nel senso di marcia opposto al mio in direzione del rifugio Pradidali ovviamente bisogna tenere la giusta attenzione perché è molto ripido, abbastanza franoso, però lo spettacolo che mi accoglie quassù sicuramente anche in salita allontana tutte le possibili fatiche, anzi definiamola pure una fatica positiva, una fatica di quelle che fan bene, anche perché l'ambiente, come potete vedere, è praticamente lunare, è una risalita, questa è una valle meravigliosa, spettacolare, pura roccia di dolomia, qualche tappezzamento di erba ma poca roba, il resto solamente roccia. E poi il silenzio è qualcosa di straordinario. Ed è questione di pochi metri, pochi passi dopo aver trovato la tabella indicativa di sentiero che vi ho fatto ora vedere. Il 709 ora sulla sinistra sale per
per quello che è l'ultimo tratto di salita in direzione del Passo Pradidali, l'ultimo tratto per concludere quindi questo dislivello di poco più 400 metri dal rifugio Pradidali al passo stesso. Ed eccomi in circa un'oretta e 30 al passo Pradidali Basso a 2658 metri di altitudine. In teoria dovrei avere alle mie spalle ora una bellissima panoramica che guarda in direzione del ghiacciaio della Fradusta, ma a quanto pare un pomeriggio che si apre con dei cumuli nuvolosi che da valle cominciano a risalire, rendono ovviamente più fresca la giornata, quello sì, però adesso quello che era uno dei passaggi clou di questa giornata, quindi la panoramica che guarda in direzione del Fradusta, del ghiacciaio stesso, purtroppo almeno per ora mi viene negata. E detto questo, 709 prosegue, rifugio Rosetta, circa un'ora da questo punto, e adesso andiamo avanti. Beh dai, qualcosina si riesce a vedere, quindi a distinguere sulla pura roccia ciò che rimane ovviamente di quello che almeno fino a 70-80 anni fa era un ghiacciaio sicuramente molto ma molto più esteso, molto più ampio, e che invece ora rimane quello che è. D'altronde è la stessa problematica che il Fradusta soffre per tutti quelli che sono i nostri ghiacciai, quindi non è inutile magari cercare di sperare di vedere chissà cosa, magari da cartoline o da immagini d'epoca. Adesso è completamente cambiato. Il 709 ora prosegue, io proseguo all'interno di questo paesaggio lunare, sto per entrare adesso in quella che è la parte finale di questo anello, l'altipiano delle Palle di San Martino, un passaggio meraviglioso che anticipa di poco l'arrivo al rifugio Rosetta e quindi la chiusura del cerchio stesso. Speriamo lo stesso per quanto riguarda l'altipiano, che le nuvole siano clementi e che possano così darmi l'opportunità di farvi vedere, di vedere anch'io, di vivere con i miei stessi occhi di prima persona questa particolare radura, questo particolare altipiano meraviglioso, un paesaggio come dicevo lunare, e speriamo bene, dai.
Eppure qui in teoria ora dovrebbe aprirsi uno dei primi punti di vista panoramici che guarda proprio verso il versante più a nord del gruppo delle Pale di San Martino, quindi io mi trovo adesso quasi al centro dell'altipiano delle Pale, però se ci guardiamo bene attorno speriamo qualcosa di meglio nel frangente di cammino che mi separa ancora dal rifugio Rosetta. E sono in totale 6 ore le tempistiche, soste incluse, per completare questo anello all'interno di questo cuore dolomitico delle Pale di San Martino. Ed è un cammino che parte già in quota all'altezza del rifugio Rosetta per seguire una bellissima serpentina che scende, sembra quasi scendere in direzione della Val Cismone, per poi risalire un po' alla volta in direzione del passo di Bal, senza prima però affrontare un piccolo tratto attrezzato dove, come ho già detto all'inizio del video, è consigliabile comunque avere con sé l'attrezzatura da via ferrata, quindi imbrago e anche caschetto. E raggiunto così il passo di Bal, poi è questione di una ventina di minuti per scendere in direzione del rifugio Pradidali per la sosta di metà giornata. Dal rifugio stesso inizia quella che è la parte più impegnativa dell'intero anello, quindi quei poco più 400 metri di dislivello che dal rifugio Pradidali stesso sale in direzione del passo Pradidali Basso. Peccato che da quel punto, perché poi dal passo Pradidali Basso il sentiero va a chiudere l'intero anello direttamente al rifugio Rosetta. Peccato per queste nuvole, peccato per questo maltempo che poi nel pomeriggio ha così intrappolato queste bellissime panoramiche e queste bellissime montagne che purtroppo in questa parte finale sono venute a mancare. Ed ora ancora una quindicina di minuti, lascio così il rifugio Rosetta e mi dirigo leggermente più a monte alla partenza della funivia che poi mi riporta direttamente all'abitato di San Martino di Castrozza. E se questa mattina quassù splendeva il sole, ora purtroppo le nuvole sono praticamente parte di questa parte finale di giornata, ma è andata bene lo stesso, una camminata e una traversata meravigliosa. Non sono mancati i punti panoramici, peccato per questi ultimi, però insomma bisogna sempre raccogliere ciò che la natura ci dona, no? E quindi davvero spirito libero, vivere tutto questo comunque sia con uno spirito positivo. Bene, alla mia prossima avventura, nel prossimo video. L'estate continua e voi ovviamente in mia compagnia.